siamo noi, i campioni dell'Italia, 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 siamo noi. Sì ragazzi, ora il caricamento è completo, 100% campioni d'Italia, ragazzi. Che bello, che bello, che bello, che bello essere campioni d'Italia. Dopo 11 anni ritorniamo ad alzare il trofeo d'Italia. E questo è un trofeo bellissimo, ragazzi, un trofeo bellissimo perché è merito dell'allenatore Mister Conte, criticato dai Conte out di merda che sicuro staranno festeggiando. Ahimè, io purtroppo, perché non mi sono riuscito a organizzare bene con mio fratello e con i miei amici, non sono in Piazza Duomo a festeggiare, ma sarei voluto essere lì in Piazza Duomo insieme a tutti i veri tifosi interisti, perché questo è lo scudetto dei veri tifosi interisti, di Mister Conte, di Steven Zhang, dei ragazzi che sono scesi sempre in campo per onorare questo simbolo qua, per onorare questa maglia, che hanno fatto gruppo compatto, coeso e si sono prefissi l'obiettivo, e siamo stati in grado di dimostrare di meritarci questo obiettivo, di essere campioni d'Italia, di interrompere dopo 9 anni il dominio della Juve. Finalmente ci portiamo a casa il trofeo. Sono 11 anni, ragazzi, io veramente sono contentissimo. Ieri sera avevo mandato un messaggio a mio fratello dicendogli se non lavorava oggi, stasera, di andare in Piazza Duomo. Lui mi fa: ma figurati se il Sassuolo ferma l'Atalanta, dai. E invece ci credevo, e secondo me doveva dare ragione a me. Ma va bene così, ragazzi, sono contento, festeggio da casa, ma con lo spirito sono in Piazza Duomo a festeggiare perché siamo campioni d'Italia. Lasciatemi togliere uno sfizio, lo so che non si dovrebbe fare in questo video di gioia, ma uno sfizio. Questo, ripeto, è lo scudetto dei veri tifosi interisti, che da inizio stagione fino a ora sono stati con la squadra, sostenendo il mister, i giocatori, dalla prima a questa giornata di campionato, perché il campionato non è finito, mancano 4 giornate. Siamo campioni d'Italia, è vero, ma mancano 4 giornate per concludere tutta la stagione. Siamo stati contenti, uniti, abbiamo gioito e sostenuto i ragazzi per tutto il campionato, perché questo era quello che dovevamo fare quest'anno. Invece i Conte out, quelli che erano scontenti dopo 2 giornate di campionato, rompevano già i coglioni. Adesso invece sono lì pronti a festeggiare, a salire sul carro della vittoria. No belli, no, non me ne frega niente, non siete tifosi dell'Inter, non avete sostenuto la squadra, non festeggiate. Questo scudetto non è vostro, è nostro, dei veri tifosi dell'Inter, che sono sempre stati lì tutta la stagione, fino a questo momento sono stati lì. Questo scudetto è nostro, di Mister Conte, che voi volevate mandare a casa via dopo l'inizio un po' non bellissimo di stagione. Volevate mandare a casa, volevate il ritorno di vecchi, e adesso dopo la vittoria nel derby siete saliti di nuovo sul carro perché stavamo vincendo. No, non ci sto. E sapete benissimo, perché ci sono ragazzi su YouTube che hanno cambiato sponda 2 o 3 volte durante la stagione. Questo scudetto non è vostro. Ritiratevi, perché ve ne arriveranno tanti di video da altri contro di voi. Lo sapete bene, anche la curva ve l'ha detto che non meritavate di festeggiare questo scudetto. Invece noi, tifosi veri, che abbiamo sostenuto la squadra, sì che ce lo dobbiamo godere. Noi godiamo il doppio, perché a voi si spappola il fegato perché non potete gridare contro Conte, però festeggiate. Noi invece festeggiamo perché abbiamo sostenuto Conte. I ragazzi siamo venuti contro di voi che criticavate l'Inter, e poi godiamo perché il Conte ha vinto contro
gli Juventini, i rivali storici, abbiamo interrotto il dominio e questo è un progetto, come diceva Marotta ieri sera in conferenza, è l'apertura di un possibile ciclo e io spero che questo ciclo continui. Ragazzi, scusatemi questa parte me era doverosa contro il Conte Out, me lo dovevo togliere, era tutto l'anno che volevo dirlo perché sicuro adesso stanno festeggiando ma non se lo meritano. Lo meritiamo noi, veri tifosi dell'Inter che abbiamo difeso questa maglia, questi colori, la squadra, il mister tutto l'anno fino a questo momento. E ragazzi, chiudo così il video, poi vi invito a mettere mi piace, commentare, condividere il mio video, però i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi. Grazie mister, grazie ragazzi, forza Inter sempre, campioni d'Italia.